Gentili amici in ascolto, buonasera e benvenuti. Con questa trasmissione vi proponiamo un viaggio a ritroso nel tempo che ci porterà indietro di ben 40 anni, esattamente nel 1969. Un anno caratterizzato da fatti e avvenimenti particolarmente importanti, ma un anno che è entrato nel grande libro della storia dell'umanità per un evento assolutamente straordinario ed eccezionale, la conquista della Luna, lo sbarco dell'uomo sulla Luna. È il 20 luglio del 1969, appunto, quando Neil Armstrong, Buzz Edwin Aldrin e Michael Collins, i tre astronauti americani dell'Apollo 11, appunto, conquistano il nostro satellite. Dicevo, un avvenimento straordinario che ha fortemente caratterizzato la storia dell'umanità e del quale oggi vogliamo parlare, ma per capire soprattutto che cosa ha realmente rappresentato quello storico avvenimento per l'umanità intera, cosa resta oggi di quella importante avventura e perché no, ma di questa Luna oggi che cosa ne facciamo, considerando che le spedizioni della Luna sono state sospese nel 1972. Ma poi che rapporto c'è tra la Luna, la storia di quegli anni, tra la Luna e la letteratura, la Luna e la filosofia, le leggende che ci sono sulla Luna? Insomma, avremo un bel po' da parlare con i nostri ospiti che vorrei presentarvi subito, cominciando da Franz Butera. Benvenuto dottore. Franz Butera è un medico, ma è soprattutto un grande collezionista. Lui sulla Luna ha quasi tutto, tranne la Luna naturalmente, o mi sbaglio? Magari avessi uno. Senti, la prima domanda che io voglio rivolgere ai miei ospiti questa sera è questa. Cioè, quel 20 luglio del 1969, tu cosa facevi? Hai seguito Io ho in seguito televisione? come tutto il mondo la trasmissione attraverso la televisione proprio che avevamo negli anni 60. Erano quelle le televisioni? Una Radio Marelli. Una Radio Marelli. E io ero a casa con mia mamma che vedevo questa trasmissione fino alle prime luci dell'alba. Questo è il mio ricordo. Questo è il suo ricordo? Mentre ero fidanzato, la mia fidanzata l'ha visto in campagna con i suoi genitori. Ah, non l'avete visto insieme? No, quindi? No, assolutamente no. Professore Bonomo, docente di storia e filosofia. Allora, quel 20 luglio del 1969, come ricorda lo sbarco sulla Luna? Buonasera intanto. Sì. Avevo compiuto 15 anni, ero nel mio 16° anno. Facevo il barista in un bar, seguii la radiocronaca, perché non c'era la televisione nel bar, non avevamo neanche la televisione a casa, e quindi stavamo incollati alla radiolina mentre preparavamo caffè e distribuivamo. Questa è proprio una curiosità, dico, seguire lo sbarco sulla Luna attraverso la radio sì, è sicuramente una cosa singolare. Molto spazio per la fantasia. Poi ho visto le immagini successivamente le immagini sul telegiornale. In diretta la ricostruzione era prevalentemente è avvenuta per via radio. Lia Rocco, attrice. E allora, tu che ricordo hai di quel 20 luglio del 1969? Eri una bambina, ritengo. Sì, proprio una bambina. Molto, molto bello e vivissimo, proprio vivido. L'estate dei miei 17 anni venivo ad Agrigento in vacanza, la mattina al mare con la compagnia, la sera siamo stati a passeggiare su quel bellissimo e misterioso e poetico lungomare di San Leone e poi a casa presto perché dovevamo seguire l'allunaggio e questa fiducia nel futuro. Ma ti posso chiedere una cosa? Sì. L'indomani, dopo l'allunaggio, con quali occhi hai guardato la Luna? Ascoltami, io devo dire che quella sera, quella notte, c'era un alone rosso attorno alla Luna e c'era questo senso di mistero. Noi lì, qui sulla Terra, a guardare il nostro satellite e sapere che lì stavano sbarcando degli uomini. Era un grande sogno che si realizzava.
le mie letture di Verne, Dalla Terra alla Luna, e poi la Luna lì, tutta per noi. Sicuramente. Uno che non ricorda assolutamente nulla o ben poco di quanto avvenuto quella notte, che noi abbiamo appunto chiamato la notte della Luna, è Gaetano Savatteri, giornalista, scrittore, naturalmente perfettamente inutile precisarlo. Allora, ma io avevo 5 anni. Avevi 5 anni. Avevo 5 anni e ricordo che fu ho dei vaghi ricordi, ma ricordo che fu una notte in cui si rimase svegli a lungo, in attesa di questa cosa noiosissima che era l'arrivo sulla Luna. Per me noiosissima, avevo 5 anni, sta Luna non capivo bene, mi ricordo che ero qua in Sicilia, a casa da una nonna, e tutti parlavano di questa Luna, stavamo arrivando sulla Luna. L'eccitazione era questa notte da svegli, questa notte insonne, dove anche noi bambini eravamo stati tenuti svegli fino a tardissimo. L'unica cosa che ricordo è che ogni tanto mi affacciavo in questo balconcino sulla piazza della mia nonna e guardavo la Luna e dicevo, non vedo niente. E poi in televisione dicevo, no, ma guarda l'uomo, e mi sembrava nella mia, e forse falsa ricordo da bambino, che la Luna in televisione non fosse la stessa esatta Luna che vedevo io, e non sapevo, e ancora oggi non ricordo nella memoria, quale fosse più autentica, se quella che io vedevo dal balcone di mia nonna o quella che vedevo in televisione. Sicuramente quella che vedevo dal balcone di tua nonna, sei d'accordo Lia? Penso proprio di sì. E allora, ripercorriamo adesso per qualche minuto insieme questa bella avventura dell'uomo, appunto, che sbarca sulla Luna attraverso il servizio che ha realizzato Carmelo Lazzaro. Prego. Quello che per millenni l'umanità aveva solo sognato, considerandolo spesso irraggiungibile, dopo una serie di esplorazioni spaziali prive di equipaggio, nel 1969 divenne realtà. L'uomo vola e sbarca sulla Luna. È un vero e proprio evento storico, eccezionale, straordinario. Became the special man, then we were Ziggy's band. Gli sforzi compiuti per anni da migliaia di persone culminarono nella missione della NASA americana Apollo 11, che il 16 luglio del 1969 partì dal Kennedy Space Center di Cape Canaveral in Florida con il gigantesco razzo Saturno 5. Lungo quasi 86 metri, progettato da Von Braun. Dopo 3 giorni, il 19 luglio, raggiunse l'orbita lunare. Alle 22:17, ora italiana del 20 luglio, il comandante della missione Apollo 11, Neil Armstrong, ed Edwin Buzz Aldrin toccavano il suolo lunare a bordo del modulo Eagle, mentre il loro compagno di viaggio, Michael Collins, controllava il modulo di comando Columbia. L'uomo segnava una tappa importantissima del suo progresso e della sua evoluzione scientifica. Dalla Terra, oltre 500 milioni di persone seguivano le immagini dello sbarco, trasmesse in diretta dalle TV di tutto il mondo. In Italia la RAI mise su una lunga trasmissione dallo studio 3 di Via Teulada con Tito Stagno, Andrea Barbato, Enzo Forcella ed in collegamento da Houston Ruggero Orlando. Una diretta di oltre 25 ore che tenne incollati ai teleschermi più di 20 milioni di italiani. 8.000 sigarette, 6.000 caffè per la notte più lunga della televisione italiana. 2 cifre simbolo del clima di una notte che ha impegnato oltre 250 persone fra giornalisti, tecnici e operai e mezzo migliaio di invitati. Lo studio 3 di Via Teulada è stato il passaggio obbligato delle ansie, delle attese snervanti e di tutte le emozioni procurate da queste 25 ore lunari. Sono le 19:28 di domenica 20 luglio 1969. Gli ultimi ritocchi, poi l'avventura. Allora silenzio, pronti, mancano 30 secondi.
Tutti a posto, per favore, grazie. Le prime ore della serata scorrono in un clima tranquillo. La tensione comincerà più tardi. alle 22:15, il primo momento drammatico. Il LEM sta per toccare il suolo lunare. Siamo nella cabina di regia. È qui che giungono i segnali da Houston, qualche secondo prima che arrivino a milioni di italiani. Mario, lascia adesso stare in primo piano. Guardami il dito stagno, Eccolo. 5 piedi e mezzo, 4. 2 metri. Ecco, lascialo sempre così. Ha toccato il suolo lunare. No, non ha toccato. 10, ground control 9, to Major Tom. 8, 7, 6. Quando l'astronauta americano Armstrong mise piede sul suolo lunare, disse: "Un piccolo passo per l'uomo, un grande balzo per l'umanità". Parole anch'esse storiche. La permanenza sulla Luna fu di 21 ore e 36 minuti. Armstrong ed Aldrin camminarono sulla superficie della Luna sperimentando una forza di gravità pari ad 1/6 di quella terrestre. Raccolsero 21 kg di campioni del suolo, scattarono fotografie ed installarono un apparato sperimentale per l'analisi del vento solare, un riflettore laser per le misurazioni della distanza Terra-Luna. Piantarono quindi una bandiera statunitense e comunicarono via satellite con il presidente Richard Nixon. Si materializzava un'impresa sognata e studiata, una vittoria scientifica ma anche politica. Toccare il suolo lunare era l'obiettivo della sfida tra Stati Uniti e Unione Sovietica, nata in piena guerra fredda e nella quale l'URSS, il 4 ottobre del 1957, aveva affermato il suo primato agli occhi del mondo, lanciando con successo il primo satellite artificiale, lo Sputnik. Dal giorno della straordinaria impresa americana sono trascorsi 40 anni. La NASA ha effettuato altre 6 missioni lunari, l'ultima delle quali nel dicembre del 1972. L'ultimo uomo a camminare sulla Luna è stato Eugene Cernan, membro della missione Apollo 17. Poi un lungo periodo di stop, di silenzio, che secondo gli esperti si potrebbe spiegare con l'immensa mole di dati e materiali portati a terra ed il desiderio di concentrarsi sugli altri pianeti del Sistema Solare, allora sostanzialmente sconosciuti. Il primato è ancora americano e si chiama Apollo 11, l'uomo sulla Luna. Belle immagini che producono sicuramente una certa emozione, soprattutto per chi, ripeto, quell'avvenimento l'ha vissuto. Ci sono queste parole che proprio sono entrate nella storia: un piccolo passo per l'uomo, un grande sbalzo per l'umanità. Vogliamo per qualche minuto riflettere su queste parole pronunciate, credo, da Armstrong, se non ricordo. Non è una grande, devo dire, che da un punto di vista formale non è una frase, insomma, come il dado è tratto, visto che uno se la doveva pensare, insomma, ci sarebbe stato cosa diciamo?
Appena l'ha detto, cosa diciamo? Diciamo questo, quindi. Quindi ce ne sono state varie proposte. È stata costruita. E certo, non è che dice la prima cosa che mi viene in mente appena arrivo sulla Luna. Però la paura era che lui ha dichiarato a Armstrong che dicesse accidenti, sto scivolando, perché aveva paura di cadere sulla sabbia che, sapete, era a forma di granuli di cristallo, sembrava. Da questo punto di vista la frase ha quel tanto di retorico che è necessario in questi casi, quel tanto anche di banale, che però dato in quell'occasione banale non diventa, ed è la frase giusta da mettere in una lapide, cioè ha la lunga giustezza, perché sia un bel titolo, insomma. Meno banale però ritengo quell'altra frase, che magnifica desolazione, questa pronunciata sicuramente da Aldrin, o no? Professore Bonomo. Sì, certamente. Più spontanea. Più spontanea, sì. Tutto più spontanea, e poi mette di fronte allo scacco, alle grandi conquiste che poi si rivelano povere. Avevo fatto poc'anzi poc'anzi eravamo, come dire, a telecamere spente, quindi... A telecamere spente, allora... il collegamento, il confronto con la definizione salveminiana della conquista della Libia da parte dell'esercito italiano sotto Giolitti. Abbiamo preso un grande scatolone di sabbia, no? Questo nasce da quella mia benevola provocazione che ne facciamo della Luna, però Gaetano, sempre a telecamere spente, faceva osservare una cosa giusta, che proprio da quella conquista poi è nato in quel caso, diciamo, al di là l'abbiamo sentito nel servizio, c'era in quel momento una questione di predominanza politica, Unione Sovietica, Stati Uniti, c'era stata sullo spazio la lunghissima battaglia, le cui prime tappe furono vinte dall'Unione Sovietica, il primo uomo in orbita, Gagarin, e così via. Diciamo che alla fine il fine non valeva nulla, era importante il mezzo, era importante chi era in grado di produrre la tecnologia necessaria per mandare degli astronauti e soprattutto farli tornare indietro. Era una cosa... Da quel viaggio sono nati moderni sistemi di telecomunicazione satellitari, ma sono nati una cosa banalissima alla quale noi non pensiamo mai: i pannolini per i bambini nascono in quel viaggio, pannolino a usa e getta, che prima di allora qualunque donna che abbia più di una certa età si ricorda che c'erano le fasce che si pigliavano, si lavavano, si stendevano e così via. Il famoso pannolino che adesso inquina, che ha fatto tutti i guai, ma che ha risolto alle madri di tutto del mondo occidentale, quantomeno gran parte dei problemi pratici, fu inventato lì, con quei materiali, con quelle cose, il cibo liofilizzato, le vitamine, gli integratori vitaminici, tantissime cose che usiamo quotidianamente. Il professore Bonomo chiede la parola anche lì, prego, ne ha facoltà. Prima le donne. Prima le donne, sì. In realtà è stato il primo passo verso altri mondi, possibilità di incontrare altri esseri viventi. Ecco, in questo senso sì, è stato un grande balzo per l'umanità, per quello che sarebbe venuto dopo, per sogni che potevano realizzarsi, per prospettive. Poi in realtà non è stato così, infatti poi si è capito che non ne valeva la pena, tra i costi di una missione sulla Luna e l'effettivo ritorno non c'era nulla, però è stato il primo punto fermo verso l'universo. Professore Bonomo. Beh, stavo ricordando a proposito dei nuovi apporti, delle nuove tecniche che ricordava Savatteri, la necessità di considerare quanto all'interno di una rivoluzione, di un momento di grande cambiamento, la novità deve convivere sempre con la tradizione. La rivoluzione è il mettere vino nuovo in vecchi botti. C'era un problema, il rasoio elettrico. Gli astronauti galleggiavano respirando i peluzzi della barba che viaggiavano senza forza di gravità nell'abitacolo, e c'era questo problema da risolvere. Lo sapete come fu risolto il problema? Schiuma e pennello. Schiuma e pennello. Con la schiuma e pennello risolsero il problema non ci fu. E poi portarono anche logicamente tante medicine,
Adesso viene fuori il medico, portarono tante medicine, quali medicine portarono? Loro avevano la preoccupazione di portare avanti delle medicine che funzionassero veramente. E allora tra le tante medicine c'era l'antidiarroico, che era il famoso Reasec, che allora era poco conosciuto ed è stato sperimentato proprio durante questo volo, che era molto efficace. E qui poi la pubblicità, la propaganda si è sbizzarrita. Come si chiamava? Reasec. Reasec, nome commerciale. Il farmaco che gli astronauti hanno portato sulla Luna. Naturalmente fu questo bisogno. Adesso, i cibi liofilizzati potevano fare un po'. Adesso sulla nuova missione dello shuttle, ogni tanto, ultimamente sono stato, se non sbaglio, a Castelbuono, dove c'è un Castelbuono dolce. È il paese dove è nato. Se mi consentite lo spot, il bar in cui lavoravo era Castelbuono. Ciasconaro. Esatto, dove c'è il dolce che è andato nello spazio, perché c'è un dolce che produce, penso appunto, di turco. Esatto, che è stato dato a un astronauta, insomma, come cadeau, quindi anche i moderni meccanismi di sponsorizzazione. Quello fu l'anno sicuramente della. Aveva ragione lei, quando ci siamo aperti a nuovi mondi, ma c'è stata un'accelerazione nell'innovazione del mondo. Non è detto che fosse per forza positiva, ma è stato sicuramente l'anno in cui tante cose, ho sentito le musiche che c'erano nel servizio, insomma sono cambiate moltissime cose. Non so se siano arrivate a maturazione quelle cose o se proprio la spedizione sulla Luna le abbia innescate, però ci siamo sentiti tutti più moderni dall'indomani mattina. Tu dicevi l'indomani mattina cosa abbiamo visto? Uscendo e guardando la stessa Luna, che eravamo tutti più moderni, più potenti, più invincibili, più tecnologici, che non potevamo più accontentarci del mondo che avevamo lasciato la sera prima. Quella conquista ci apparteneva in qualche modo. E allora adesso eravamo anche più rilassati, perché avevamo paura che doveva succedere qualcosa. Faceva Almeno nei miei diventare ricordi. più piccola la terra, Appunto. faceva diventare più piccola la terra e più miseri i nostri problemi. Questo anche, la possibilità di poter vivere in un mondo di pace, proprio perché eravamo diventati più piccoli. Su questa cosa ritengo che vada spesa qualche parola, perché la considerazione che facevamo tra ragazzi allora è che insomma stiamo arrivando sulla Luna e qua ancora ci teniamo la fame nel mondo, no? Non c'è dubbio che un collegamento di quel tipo ebbe non poca incidenza in termini di accelerazione della voglia di impegnarsi socialmente, politicamente sul fronte appunto e quindi collegare quell'esperienza alla nascita dei movimenti o allo sviluppo dei movimenti di contestazione giovanile che guarda caso si accompagnavano. Tieni conto che poi, visto alla Sicilia, dove fino a pochi mesi, pochi anni prima si moriva ancora per le proteste perché mancava l'acqua, ti dava l'illusione che se eravamo arrivati sulla Luna ad Agrigento l'indomani sarebbe arrivata anche l'acqua in tutte le case, e infatti è arrivata l'acqua. Ieri hanno passato un lungo, siamo andati sulla Luna. Ieri hanno passato un lungo servizio in cui hanno elencato i nomi di tutte le strade dove sarebbe arrivata l'acqua l'indomani. E veramente, dicevo, veramente siamo indietro di millenni. Se pensiamo che proprio in quegli anni il cinema parlava di 2001 Odissea nello spazio, quindi quel 2001 era proprio abbastanza vicino, ma abbastanza lontano da poter disegnare un futuro che nasceva da queste esperienze. Anche la scenografia di Kubrick è una scenografia fantascientifica, ma col computer, con le astronavi, con gli astronauti che vivono là. Ebbene, siamo arrivati al 2001, appunto, come diceva, non siamo nel 2001 Odissea nello spazio, questo non è successo, però almeno potevamo immaginare che fosse qualcosa è possibile. Almeno l'acqua l'avremmo avuto. Ma... E allora adesso vediamo, dura un paio di minuti, una scheda che ci dice brevemente che cos'è la Luna, ci dà alcune informazioni sulla Luna. L'ha preparata Carmelo Lazzaro, che ha collaborato con me e con Enza Pecorelli nella realizzazione di questa trasmissione. Vediamola. La Luna, 81 milioni di miliardi di roccia e polvere, 3.500 chilometri di diametro,
in orbita a 400.000 km dalle nostre teste. È il secondo corpo celeste del nostro cielo per luminosità, con temperature che variano da 120 a meno di 220 gradi. Una forza di gravità pari a 1/6 di quella terrestre. Montagne che raggiungono i 5.000 metri di altezza e milioni di crateri che ricoprono la sua superficie secca e polverosa, sulla quale nessun liquido è stato mai trovato. La Luna non è affatto un luogo ospitale, eppure viene da sempre associata al romanticismo, al mistero. La leggenda dell'uomo della Luna affascina il mondo intero, appagando il bisogno di soprannaturale dell'essere umano. E allora, i misteri della Luna. Leggevo in questi giorni un interessante articolo di Riccardo Staglianò sul Venerdì di Repubblica, che definisce i 3 astronauti che sbarcarono sulla Luna. 2 in realtà sbarcarono sulla Luna, perché l'altro restò a bordo della navicella. Li definiva alpinisti delle stelle, che rientrando però dal viaggio sulla Luna non trovarono più cime da scalare, da conquistare, diventando naufraghi esistenziali. E in effetti noi sappiamo che sia Armstrong che Aldrin e Collins insomma, ebbero seri problemi. Questo in qualche modo ci collega ai misteri, può collegarci, dico, ai misteri della Luna. Beh, forse può collegarsi al mistero dell'uomo. Naufraghi esistenziali, io mi soffermerei naturalmente di più. Non dimentichiamo che sono gli anni dei Rolling Stone che gridano I can get no satisfaction, no? Sì. In fondo il mistero è quello lì, per cui la fine di un'impresa non è un successo, è anche l'inizio di una sconfitta, l'inizio di una perdita. In questo senso parlavo di scacco prima. Raggiungere una vetta e nello stesso tempo ritrovarsi di fronte al vuoto, no? Perché se è concluso, perché l'importante forse non è tanto conquistare quanto tendere verso la conquista. Nel momento in cui si conquista si chiude. Sulla questione del che ne facciamo della Luna, vista col segno della luce, cioè del giorno, la Luna è il giorno successivo. La Luna è la notte. Il tentativo di conquistare la Luna è il tentativo di razionalizzare un mondo che è di per sé onirico e ha a che fare con l'irrazionale. Il giorno è bello, diceva Kant, ma la notte è sublime. Allora, il sole è bello, ma la luna... Un'altra domanda per il professore di filosofia in questo caso. Quando fa il suo esordio la Luna nel pensiero filosofico? Io ricordo vagamente Anassimandro che nel descrivere la genesi... Qua mette a nudo la mia ignoranza. No, assolutamente no. Capirà che nel descrivere la genesi del cosmo parlava della sfera di fuoco che a un certo punto si spezza e genera la sfera del Sole, quella della Luna e quella degli astri. Ma insomma, penso che c'è altri filosofi credo che abbiano in qualche modo legato il loro pensiero al nostro satellite. Beh, io andrei un po' più sull'Ottocento, che è il secolo... Io sono partito da molto lontano. È il romanticismo, la Luna ha a che fare con... No, non è un caso che l'espressione che ho citato prima sia di pronuncia kantiana, perché Kant fu un po' come nella stessa situazione di quegli astronauti, no? La luce della ragione che illumina tutto, e nel momento in cui illumina tutto scopre che c'è una zona che resta, che deve restare, che non può che restare misteriosa, no? Sì,
Io sono assolutamente, Gaetano, tu sei d'accordo? Assolutamente, io non mi permetto manco di discutere. E allora restiamo nel mistero. E quindi casomai poi il Schopenhauer. Come no? È il... Ci muoviamo sempre nel filone del romanticismo, naturalmente. Sì. Come no? Quindi restiamo in questa sfera di mistero. Nel- E se noi volessimo esplorare il mondo della letteratura? Il mondo della cosa letteratura tiriamo fuori? penso che ogni autore abbia una sua luna, una sua precisa immagine di luna, che traduce in parole, con parole diverse. E c'è la luna di Pirandello, ma c'è anche la luna di Federico García Lorca. La romanza della luna. Penso che sono gli autori che più si sono ispirati alla luna e considera che sono morti entrambi. E considera che sì, vabbè, c'è la luna di Safo, di Neruda, però in particolare Pirandello e Lorca hanno dipinto la luna in maniera così tutta loro. E devo dire che García Lorca e Pirandello sono morti lo stesso anno, chissà se si sono mai incontrati. Ma poi c'è la luna di Ariosto, è uno dei personaggi più belli dell'Orlando Furioso è sicuramente Astolfo. Astolfo che va sulla luna insieme a San Giovanni l'Evangelista per ritrovare il senno di Orlando, perché sulla luna si trovano tutte le cose che sulla terra sono state perdute. L'unica cosa che non c'è sulla luna è la pazzia, perché la terra se la stringe ben al seno e quindi manca la pazzia sulla luna perché la pazzia è rimasta tutta sulla terra. Si parlava di romanticismo, riferiamoci a Carducci, classicismo, romanticismo, dove parla lui di una luna tonda e stupida nella poesia. Quindi le mie reminiscenze diciamo di liceo. Leopardi nel canto di un pastore errante che fai tu luna in cielo. Ma voglio dire, Giovanni Pascoli pure ha parlato della luna. Mi sembra di aver letto, ma posso sbagliare, che uno dei 3 astronauti rimase molto colpito di leggere, molti anni dopo la missione, il racconto di Pirandello, Ciao la scoperta della luna, in traduzione, che qualcuno gli tradusse, e lui disse che in quel racconto, la scoperta di Ciao della luna, ritrovò la stessa emozione sua quando per la prima volta si stava avvicinando alla luna. Questa mi sembra una cosa molto bella che unisce il nostro scrittore che racconta una luna vista dal buio del pozzo della miniera all'uomo che è stato più vicino alla luna. Che è stato appunto più vicino alla luna, che è sceso sulla luna. Ebbene, uno dei 3 astronauti, adesso sbaglierei a dire il nome di chi fosse, però il fatto è sicuro, provò una grandissima emozione nel leggere questo racconto che non conosceva, naturalmente che gli venne fatto leggere dopo questa sua missione. Quindi mi sembra, come vede, le emozioni di Pirandello e di Ciaula e l'emozione di chi è stato lì, poi alla fine nemmeno il toccare di mettere piede sulla luna toglie quell'emozione che anzi che forse è più forte chi ci ha messo piede, ma sono appunto 3 e poche più persone, ma che comunque appartiene a tutti. Ma il fatto è che i poeti sono fatti per dire l'indicibile. Quindi potremmo mandare un poeta sulla Luna. Probabilmente non ha bisogno il poeta di andare sulla Luna. Vogliamo restare ancora per qualche minuto in questa dimensione? Sì. Vorremmo ascoltare adesso te. Sì, va bene. Il tuo modo di trasmettere emozioni attraverso la tua voce. Sì, sei pronta? Sì, sono pronta. Devo prendere i fogli che sono dall'altro lato. Adesso guarda, adesso arrivano subito questi fogli, eccoli qua. Anche gli occhiali. Anche gli occhiali. Sì, giusto perché sono appena entrata nell'adolescenza ho problemi di... Ecco qua, il nostro Angelo graziosamente. Qual è la luna che tu ma sai, hai io deciso oggi di immediatamente proporci? Vediamo. Avevo preparato, si dovrebbe poter comandare alla luna un bel raggio decorativo. Giova a noi, giova alla luna. Io per me ne sento il bisogno e mi ci perdo spesso a guardarla dalla finestra. La luna, eccola che s'accende,
mentre sale per il cielo, grande, placida, come un luminoso oceano di silenzio. La luna, col suo ampio velo di luce, rischiara la campagna, illumina i tetti delle case, i campanili delle chiese, e tutto si dilata, le ombre degli alberi, il fruscio del vento, i rumori della notte, e quel lontano chiarore fa sembrare insulse le vite di noi piccoli uomini feroci che ci arrabattiamo in un'ansia senza requie, e se ne va la luna affogando nella buia notte del mare. Questi erano immagini di luna tratte da varie novelle di Luigi Pirandello, mentre invece le canzoni Sotto la luna di Garcia Lorca, quando sorge la luna, il mare copre la terra e il suo cuore si sente isola dell'infinito. Ah, la luna rotonda sui bianchi rami, la luna che trema sull'acqua, la luna conficca nel mare un lungo corno di luce. Nella rete della luna, ragno del cielo, si impigliano le stelle svolazzanti. Grazie Elia. Prego. Vorremmo anche farti un applauso, sai? No. Alla Mario Graziano, sai? Quando Mario dobbiamo fare l'applauso ai nostri autori, ai nostri poeti. Senti, adesso... Un po' per il gusto del paradosso. Che uso ne facciamo della luna? Non di questa luna. Se lasciamo parlare i calcolatori, potrebbe essere il nostro futuro deposito di scorie nucleari o deposito di rifiuti tossici, no? Una discarica. Sì. No. Ma è vero. Sì. Io obbligherei tutti ad una quota di poesia giornaliera per diventare diversi, per cambiare totalmente, perché è solo attraverso l'arte, la poesia, la cultura la poesia obbligata è che si può cambiare il mondo. È un po' complicato. La poesia obbligata è la morte della poesia. Un po' complicato, dice il professore Bonomo. Ma sai, perché? Non perdiamo la speranza. Io dico che probabilmente a molta gente non arriva perché non sa neanche che c'è o che nessuno gliene parla. No, la poesia in ciascuno. Carità. E quindi... Adesso io vorrei che Franzi Butera ci facesse vedere le bellissime immagini che ha portato, che fanno parte della tua collezione Franzi sulla Luna, ma tu sei un grande collezionista, quindi oggi parliamo di Luna, come? Ma un grandissimo. Visitate la collezione di Franzi Butera perché ne vale veramente la pena. Cominciamo dalla Domenica del Corriere. Sì, io ho portato la Domenica del Corriere perché, come tu sai, era un giornale popolare, certo. Entrava in tutte le famiglie, e poi c'erano delle bellissime copertine, purtroppo agli anni 45, quando Beltrame si è ritirato, perché poi subito dopo è morto. E allora subentrò Molino, Walter Molino, però dopo si passò alla fotografia, come tu sai, negli anni 60, quindi sono immagini fotografiche, ma molto belle, perché io ricordo che nel 69, facciamo vedere tutte le copertine. Per ben 4 settimane la Domenica del Corriere, come tanti altri giornali settimanali, ci bombardarono di immagini sulla Luna. E allora facciamo vedere queste immagini, parliamo di 40 anni fa naturalmente. A favore... Sì, mettiamole a favore della camera. Di camera, ecco qua. Vediamo, va bene perché così? Non ci vedo, va bene? No, forse così. Così va bene, Franz. Va bene? Ecco, così va bene. Ecco, questa è la prima copertina del 21 luglio, del giornale 21 luglio. Poi c'è la seconda, che hanno fatto un numero speciale dedicato alla Luna, intitolato Enciclopedia della Luna. Non è il caso di sfogliare perché perderemmo del tempo. Ancora una copertina. Ancora una copertina dove c'è Armstrong in primo piano, sì. Armstrong, uomo che ha appoggiato, diciamo, e poi qua l'immagine del primo piede sulla Luna. Ecco, va bene? Internamente c'è tutto. Le impronte lasciate dall'uomo. E queste tutte le impronte che hanno lasciato sulla Luna. Che dicono che sono l'unica cosa che rimarrà. E per 2000 miliardi di anni, mi pare che dicono, o 2 miliardi di anni, non ricordo,
per 2 miliardi di anni queste impronte, sulla non saranno distrutte. Franzi, ma ci sono altre cose curiose che e allora possiamo poi mostrare? Possiamo concludere per quanto riguarda immagini dei giornali con il giornale che ho comprato stamattina, dove c'è l'ultima, è bellissima, è l'ultima copertina, dove c'è appunto l'immagine dopo 40 anni dell'orma di Armstrong sulla Luna. Benissimo. Va bene? Però vogliamo far vedere anche qualche immagine degli annunci? Allora, io in quel periodo ci siamo un po' tutti scatenati, noi collezionisti filatelici, diciamo, ci siamo scatenati poi sugli annulli speciali, perché da Cape Canaveral sono partite tutte le buste primo giorno con gli annulli speciali che seguivano gli orari e le date degli avvenimenti vari di quel periodo. Allora, partiamo con le prime immagini. Questa è la busta primo giorno con l'annullo speciale e con il francobollo, francobollo emesso in occasione dello sbarco sulla Luna dagli Stati Uniti. Aspetta un attimo che sta arrivando l'immagine. Sì, dovrebbe. Ripeto, ecco qua. Ecco, questo è l'annullo e la busta primo giorno del 69. Del 69, del sì. 69. E qui c'è il giro tutto delle immagini dove ci sono sia le cartoline emesse in quel periodo che le buste dei vari avvenimenti. Ma tu hai anche... C'è anche lo sbarco le immagini dello sbarco. Ma tu Franzi, hai anche gli autografi dei 3 astronauti, o mi sbaglio? Sì. Ora ti faccio vedere. Questo è il periodo, diciamo, che poi è seguito allo sbarco sulla Luna, poi tutte le altre missioni dell'Apollo 12 fino all'Apollo 17. Fino al 1972 abbiamo detto. Sì, va bene. Allora ora ti faccio vedere. Sì, vorrei chiudere con questa immagine degli autografi ecco, guardate qua, questa è... Allora, questa è la fotografia ufficiale emessa dalla NASA. Sì. Dalla NASA. No, Franzi, va bene. Va bene così? Sull'autenticità, naturalmente. Con gli autografi originali. Aspetta un po' eccoli qua. Ecco, ci sono gli autografi originali di tutti dei 3 astronauti. A penna, autografi a penna, non stampati. Ma sì, appunto, quindi... No, perché ci sono gli autografi stampati. Queste sono cose che può avere solo un collezionista. Non ti chiedo adesso qual è il valore di questa... Io l'ho comprato nel 1975, mi avevo avuto la fortuna di pescarlo. Ed è da allora che lo conservo tra le mie cose. Bene, allora tutti invitati a visitare la tua grande collezione, Franz. Tu l'hai visitato già. Io sì, c'è veramente di tutto. Dunque, adesso vogliamo vedere Agrigento, gli agrigentini come hanno vissuto quella notte della Luna del 20 luglio. Allora seguiamo queste interviste che sono state realizzate da Carmelo Lazzaro. Andiamola a vedere. Un evento bellissimo, memorabile. Tutti stavamo davanti alla televisione e mi ricordo che fu emozionante proprio la partenza del razzo che andava verso la Luna. Un fatto veramente eccezionale considerato i tempi, quindi la tecnologia, no? Che a noi sembrava magia, sembrava mistero, invece era la realtà. E la cosa più emozionante fu quando la televisione disse gli astronauti hanno toccato la Luna, io pensavo la Terra, invece stranamente era la Luna. Un'emozione strana mi attraversò il corpo, anche perché io amo il mistero, amo lo spazio, no? La Luna. Anticamente si pensava come si potrà raggiungere la Luna, allora c'era il cavallo, sai? E l'uomo sopra questo razzo effettivamente che a velocità incredibile, alla velocità supersonica raggiungeva la Luna. Fu un'emozione per me eccezionale anche per i miei coetanei. Perché è stata veramente una cosa impensabile, una cosa meravigliosa, non si poteva veramente immaginare che un giorno l'uomo poteva andare ad arrivare a mettere piede sulla Luna. Il suo ricordo, lei dov'era quella sera? Io ero a casa, riunito con la famiglia, eravamo ospiti, una signora tedesca,
e vicini di casa, una combriccola. E quindi praticamente abbiamo un po' quanto è riuscito l'allunaggio, naturalmente abbiamo applaudito pure noi. È un giorno storico, per l'umanità un grandissimo paso hacia adelante y todo lo que ha sido de ahí adelante a meglio, a mejor. Evidentemente dal punto di vista tecnologico è stato un gran salto, un gran trampolino, tantissime cose que hoy en día todos los días tenemos en nuestras manos salen a partir de este día, ¿no? Misma tonterías como puede ser il cibo sottovuoto, è tecnologia spaziale, che oggi è casalinga. Sì, io devo dire che allora ci credevo, perché allora avevo 19 anni e quindi credevo effettivamente che questo avvenimento fosse realmente accaduto. Eravamo tutti davanti alla televisione, è stato un momento di grande solidarietà anche tra le persone, proprio perché si vedeva con piacere questo grande momento. Oggi a distanza di anni ho le mie perplessità, cioè non credo che ciò sia avvenuto, credo che sia stata una grande messa in scena proprio da parte anche degli americani, perché allora c'era anche delle motivazioni di natura politica. Cosa glielo fa credere? Beh, me lo fa credere perché ci sono proprio su internet, ci sono tantissime pagine, ci sono milioni di pagine e ci sono anche delle prove che sino ad oggi non sono state confutate. C'è soltanto qualcosa che gioca a favore della veridicità e che come mai questa grande bugia sia durata tutti questi anni. Ecco, quello che mi fa credere che probabilmente c'è stato lo sbarco sulla Luna è questo, che è difficile mantenere un segreto e un imbroglio per così tanti anni. Quindi dobbiamo ancora assistere allo sbarco sulla Luna? Ma io ritengo che ancora questo è probabile che non sia per niente accaduto, tant'è che questo disinteresse che c'è stato successivamente a questi sbarchi, probabilmente aspetteremo quello su Marte, insomma, evidentemente ancora un po' di anni ce l'abbiamo, ma non saremo noi a vederli, saranno i nostri nipoti. Ecco, queste le interviste, le perplessità del nostro amico agrigentino intervistato non sono poi tanto peregrine, perché si è molto polemizzato. Dimmi. Guarda, le prime spedizioni nello spazio hanno provocato due opposte tendenze, cioè diciamo la teoria, chiamiamola così, complottista, quella che nega appunto il fatto che sia andato sulla Luna, che però fa convivere, ad esempio, nello stesso tempo, spesso accanto o in contrasto, un'altra teoria che era l'avvistamento degli UFO, il fatto che il Pentagono custodisse il disco volante precipitato sulla Terra. Ci sono varie teorie di cui Internet è un grande propagatore, essendo una rete libera e spesso con fonti non certificate. Per cui c'è da una parte qualcuno che dice che i marziani, gli alieni, sono già tra di noi, ma nessuno ce lo vuole dire, e poi la tesi opposta che dice noi non siamo però nemmeno arrivati sulla Luna. A volte le stesse persone che dicono noi non siamo andati sulla Luna dicono che gli alieni sono già tra di noi. Quindi naturalmente, e lì siamo su quello che diceva Lia, è chiaro che la Luna, lo spazio suscitano passioni, entusiasmi, cinematografia, no? Dei grandi film di Spielberg, E.T., Incontri ravvicinati del terzo tipo, sono tutti figli di questo mistero dello spazio, non più affrontato con gli strumenti della poesia o del pastore nell'Asia che guarda la Luna, ma affrontati con i sistemi e con la fantasia che la tecnologia ci offre, per cui c'è E.T. che arriva sulla Terra, il bambino che lo incontra, l'incontro ravvicinato, film che dicono che non si è mai andati sulla Luna ma che fu una grande operazione. Quindi ancora la fantasia produce sulla Luna, sullo spazio, e continua a produrre sempre grandissime cose, più o meno vere, ma quando si parla di cinema, quando si parla di letteratura, queste cose dai tempi di Verne in poi sono insomma il sale della letteratura e del cinema. Il mistero continua, però professore Bonomo, se fosse vero che è tutta una finzione, cioè, cadrebbe la nostra preoccupazione. E c'era anche la nostra domanda, che ce ne facciamo di questa Luna, giusto o no? Sarebbe vera come finzione, sarebbe finta come verità. No, dovrebbe arrivare... Perché mi permetta, ma il problema non è la fantasia,
Il problema è il pensiero, perché il pensiero è mito poiesi, produzione di mito sempre e comunque. La verità dei nostri giorni sarà la leggenda dei posteri, così come la mitologia degli antichi era la verità degli loro antichi. Era sicuramente la verità, per cui non è male romanzare lo sbarco sulla Luna, perché romanzarlo significa poterlo negare io direi o che accreditare è la assolutamente presenza inevitabile tutto questo. Accreditare la presenza dei marziani, e poi ci fa naufragare in questo bel mare di relativismo in cui c'è dolce naufragare. Sì. Che non è molto caro, però voglio dire a qualcuno, dico, però ce lo teniamo. Lui diceva che ce ne facciamo della Luna. Ricordo che c'è una canzone che è stata scritta il dottore Butera è un grandissimo collezionista di dischi, i vecchi dischi di una volta, autografi dei più grandi cantanti di musica leggera, è uno specialista di musica leggera. Quindi che fai entriamo... tu la ricorderai, Come la no? Canzone che ha partecipato al Festival di Sanremo nel 1955. Benissimo. La cantata da? Che fai tu Lencella. Allora c'era la doppia versione. La cantava Bruno Pallesi, quello calvo, il cantante calvo, in coppia con Iula De Palma. Iula De Palma, sì. La famosa interprete di Tua. Però non si sono classificati tra i nessuno dei due. Niente, neanche in finale. Sono troppo presto. Ed il 55, se ti ricordi, è un anno famoso in cui vinse Claudio Villa, che cantò in playback dal letto perché aveva aveva la faringite, dalla faringite. E quale canzone cantò? Tristezza. Buongiorno Tristezza. Sì, in coppia con? Buongiorno Tristezza in coppia Giorgio con Consolini. Tullio Pane. Si classificarono nel 69 il Festival di Sanremo fu vinto da Bobby Solo ed Iva Zanicchi, che cantarono Zingara, ma credo l'abbiamo già detto. Sì, mi pare che l'abbiamo già detto. Invece ci stiamo avviando alla conclusione di questa trasmissione sulla Luna, che ci ha dato anche la possibilità di approfondire Luna lunatica, c'è una canzone. Una piccola ricordiamo che però in Italia c'è un bel libro che è uscito di Paolo Conti, un inviato del Corriere per la Terza, che si chiama 1969, fu l'anno della Luna, ma in Italia fu un anno particolare. Sì, ma infatti guarda, io volevo... L'anno, socialmente fu un anno molto complicato. Molto complicato. Andava il professore della contestazione giovanile, che quello che chiamiamo 68 in Italia arrivò nel 69, e l'autunno caldo, caldo, quindi fu un anno particolarmente complicato. Caratterizzato dai conflitti sociali, ma io guarda, ho preso alcuni appunti, ma proprio una sintesi. Che si concluse poi. Una sintesi estrema che ci dà la possibilità anche di contestualizzare dal punto di vista storico e anche sociale quell'anno in modo particolare. Il Presidente della Repubblica era Giuseppe Saragat. Per l'intero anno il governo fu retto da Rumor, il che era un record. Poi le cose anche curiose che avvennero quell'anno, le cose più importanti. Abbiamo nelle sfilate di moda l'esordio del Nudie Look per la prima volta, mai visto. Muore a Milano Franz, Natalino Otto, re della canzone Singui, giovanissimo, 57 anni con un infarto. La Fiorentina vince lo scudetto, uno dei suoi pochissimi scudetti. Gustavo Teni, campione del mondo nello slalom gigante. L'Italia dà l'addio alla mitica 1100, la Fiat presenta la sua nuova creatura, la 128, macchina che io ho avuto, voi non so, no, forse no. Hai partecipato anche tu a tuo modo partecipato anche io, alla modernizzazione del È l'anno in cui viene varata la riforma previdenziale, che comporta però un aumento della benzina di 10 lire per coprire appunto i costi della riforma. L'adulterio e il concubinato non sono più considerati reato penale, quindi scompaiono dal codice penale. È l'anno della scissione socialista, dell'ennesima scissione socialista che porterà alla ricostituzione del Partito Socialdemocratico. È l'anno della presentazione in Parlamento del progetto di legge Fortuna Baslini, che introduce il divorzio. È l'anno LIA in cui per la prima volta la messa viene celebrata non più in latino ma in italiano, grazie alla riforma di Paolo VI. Sì, ma ci sono altre cose, e chiudiamo questa. Sì. Ma è anche l'anno in cui muore, durante una manifestazione di protesta a Milano, l'agente di polizia
Antonio Annarumma, manifestazione di protesta per il carovita, eccetera, eccetera. È l'anno della strage di Piazza Fontana. Che conclude, conclude una stagione di questo paese e ne apre un'altra. E ne apre un'altra ancora. Apre, diciamo, quello che vengono comunemente chiamati gli anni di piombo. Gli anni di piombo, esatto, gli anni di piombo. La strage di Stato. La strage di Stato, quelle che vengono così chiamate. Ricordiamo che la strage di Piazza Fontana segue l'arresto di Valpedra, la morte di Pinelli e l'omicidio di Calabrese, cominciano appunto gli anni di piombo. Però vorrei, ne accennavi prima tu, è un anno, non solo quello, ma anche il 68, il 67, diciamo che è una tensione che comincia proprio intorno al 67, sono anni fortemente caratterizzati dai conflitti sociali. Professore Bonomo, il 68 è lì, è dietro l'angolo. Tra l'altro il 68 fu fenomeno prima di tutto americano ed era un 68 libertario. Il 69 in Italia contribuì a far diventare il 68 libertario un 68 ideologico. Qui prevalse un po' per quella commistione tra lotte operaie e lotte studentesche l'ideologizzazione della contestazione, quindi la politicizzazione quindi c'è questo passaggio cruciale, devo dire. Vorrei anche ricordare, ma velocemente, ripeto, per contestualizzare meglio dal punto di vista storico questo importante evento di cui abbiamo parlato. Il 69 è anche un anno di grandi cambi alla guida di tanti stati. Golda Meir diventa il primo ministro di Israele, Georges Pompidou viene eletto presidente della Repubblica francese, Juan Carlos di Borbone diventa re di Spagna, Willy Brandt della diventa... Spagna ancora franchista, rigorosamente franchista. Spagna ancora franchista. Sono gli anni dei processi di Burgos in Spagna poi. Brandi diventa, dicevo, cancelliere della Germania federale, Gheddafi con un colpo di Stato decreta la fine della monarchia in Libia e quindi diventa... Ed è uno di questi pochi, di quelle città che come la Luna sta ancora lì. Chi sta ancora lì, nessuno lo muove. Ma vorrei ricordare che il 69 è anche l'anno in cui a Praga uno studente, Jan Palach, per protesta contro l'occupazione del suo paese da parte dell'Unione Sovietica, in una piazza di Praga si dà fuoco e brucia praticamente vivo. Quello fu sicuramente un fatto che impressionò quello fu il segno dell'ennesimo paradosso del 68-69 italiano, perché certo. Per certi versi resta inspiegabile comprendere come l'occupazione sovietica di Praga e della Cecoslovacchia abbia potuto convivere con una sovietizzazione della contestazione giovanile in Italia, no? Io non sono molto d'accordo sulla sovietizzazione della contestazione giovanile. Io devo dire che quegli anni li abbiamo vissuti da ragazzi. Hai letto una serie di eventi che sono molto contraddittori tra di loro, da un lato grandi aperture, dall'altro lato invece grandi chiusure, stragi. Devo anche dire che comunque queste contraddizioni avevano un denominatore comune, che era un futuro di speranza, un futuro diverso. Noi giovani ci credevamo allora che si potevano cambiare le cose e che le cose si dovevano cambiare. Avevamo aspettative di lavoro, sapevamo che dopo il sacrificio della maturità, il sacrificio degli anni di università, poi dopo la laurea ci saremmo sistemati, c'erano possibilità di lavoro, possibilità di cambiare anche le nostre condizioni. E poi invece queste speranze sono diventate questo mediocre presente. Cosa è successo?
Cos'è successo? Sogni spesso alla poi fine degli si anni, rivolgono in per incubi. tutti gli anni 70 e poi per gli anni 80, quando quella grande forza che aveva portato a leggi straordinarie, gli anni che sono a cavallo tra il 68 e il 70, 75, 78 sono gli anni nei quali vediamo una delle migliori legislazioni nei confronti delle pari opportunità, nei confronti delle donne in Italia, capito? E poi cosa è successo? Perché ci ritroviamo con questa mediocrità spaventosa nel campo politico? Erano anni nei quali credevamo che l'arte, che il teatro, che la poesia avrebbe cambiato il mondo. Io vorrei ricordarti che proprio in questi giorni artisti, attori, registi, ballerini, cioè, tutto ciò che può rappresentare il mondo dello spettacolo sono in rivolta per i tagli che... Siamo in rivolta. E vabbè, dico... Ascoltami, mi permetti di posso fare un accenno così piccolissimo ad una piccola storia dei nostri giorni? Considerando ho sentito di quegli 82.000 euro spesi per i draghi di San Calogero e che dovevano essere spesi per attività culturali. E quindi non c'era, ho sentito in televisione l'assessore che diceva che la contestazione non aveva significato perché quei soldi erano esclusivamente per attività culturali e non potevano essere spesi per strade, erano vincolati. Bene, però io dico 82.000 euro avremmo potuto organizzare un'estate invece che un passaggio di drago. Allora io dico che bisogna anche fare attenzione a come... Scusi, per rimanere nel mistero. Ah sì, no, dico, allora a come, cosa c'è dietro, quale motivazione c'è dietro una spesa pubblica e quale progetto c'è dietro una spesa Eravamo pubblica? partiti dal che cosa è successo in questi anni, però siccome stiamo concludendo questa trasmissione, potrebbe essere lo spunto per un nuovo appuntamento, anche perché io questo discorso sul 1969, su quegli anni, che oggi è come dire, legato a questo straordinario evento che fu lo sbarco sulla Luna, dicevo, questo discorso non vorrei concluderlo qui, infatti... vorrei continuarlo e so che sicuramente troverò negli interlocutori di oggi anche disponibilità per approfondire ulteriormente questo discorso, la stessa disponibilità che sicuramente non potrò avere da parte di Gaetano Savatteri per motivi di chiudere. A me piacerebbe fare un piccolo augurio ai figli della Luna, cioè tutti quelli che sono nati il 20 luglio del 1969. Sono parecchi a quanto pare quelli che sono nati. Almeno quelli che ci... ecco, questa è una cosa. D'altra parte credo che il tutto si chiuda il 31 dicembre del 2009, quindi fino al 31 dicembre del 2009 noi siamo legittimati a parlare di questo evento. Ecco, sarebbe una cosa bella poter portare qui in studio, non dico tutti quelli, ma insomma, una rappresentanza di quelli che sono nati appunto proprio in quel giorno, proprio quella notte, nella notte i figli della Luna. E allora, anche io voglio chiudere con un consiglio di lettura, lo posso fare? Ecco, era quello che ti stavo chiedendo. Ah, bene. No, comunque a questo punto... Allora mi fermo. E no, dico, non ti fermare, dacci qualche consiglio. Sì, il consiglio di lettura a proposito di Luna è Le avventure del barone di Munchausen, di Rasp. Il barone di Munchausen va sulla Luna una prima volta e va sulla Luna una seconda volta. La seconda volta lui si trovava su un vascello e questo vascello, dopo una tempesta, un uragano, si ritrova sulle nuvole, viaggia per 6 settimane sulle nuvole e finalmente vedono una terra luminosa e approdano su questa terra ed è la Luna. E lì incontrano gli abitanti della Luna e gli abitanti della Luna sono enormi, sono molto grandi, le mosche sulla Luna equivalgono a un nostro montone, e i vecchi sulla Luna non muoiono ma svaniscono nell'area
e gli abitanti della Luna portano la testa stretta sul braccio destro e quando lavorano, quando sono impegnati per i viaggi, la posano e la lasciano a casa. E gli abitanti della Luna portano gli occhi sulle mani. Se ne perdono qualcuno lo possono comprare perché la Luna è piena di venditori di occhi. Ecco, allora corriamo, sì. La mia frase, correte in libreria. Volevi concludere lì? Sì, volevo concludere dicendo, invitando i nostri ascoltatori a correre in libreria, comprare il volume Le avventure del barone di Munchausen e perdersi dietro la fantasia. Benissimo. Franzi, dicevi? No, dicevo una curiosità, che praticamente Cape Canaveral, adesso Cape Kennedy, c'è una strana coincidenza. Giulio Verne ha fatto partire nel viaggio intorno alla Terra, 80 giorni intorno alla Terra, appunto descriveva questa zona, logicamente non si chiamava Cape Canaveral, guarda che coincidenza, fin da allora faceva partire gli astronauti il giro del mondo in 80 giorni proprio da questa zona che era la costa orientale dell'Atlantico. Solo lui poteva farlo. Quindi allora già era in previsione, quindi solo lui poteva farlo nella con sua il fantasia, contributo della sua grandissima fantasia. Il professore Bonomo ha pure un consiglio da dare, un consiglio, un augurio, non lo so. Ormai abbiamo risolto il problema di cosa ce ne facciamo? Non è obbligatorio. No, assolutamente no, non è assolutamente obbligatorio. Un consiglio filosofico. Era anche un modo per ringraziarvi naturalmente, aver partecipato a questa trasmissione che abbiamo voluto dedicare allo sbarco sulla Luna, dicevo, per ringraziarvi, per ringraziare quanti ci hanno seguito, quindi saluto Gaetano Savatteri, Lia Rocco, Gino Bonomo, Franzi Butera, ancora un grazie a quanti ci hanno seguiti e naturalmente appuntamento alla prossima. Va bene? Grazie. Alla prossima Luna. Chiudiamo con un omaggio musicale. La settima Luna. Ecco, con un omaggio musicale che facciamo appunto alla Luna e che ha preparato il nostro Alessandro Giuliano. Ancora grazie. Canta per te e non pensa a nessuno. Tu una chitarra a lui. E si trova qualcuno e dice come tu sola e che e si ti dice che il puro nome tu scorda te e si che sto qualcuno fosse amore cagnate non di siete in errore. Al chiar di luna porto fortuna e questa sera io voglio portare fortuna anche a te.